Di chiunque sia la responsabilità, la sospensione del finanziamento delle prestazioni sociosanitarie extra LEA, oltre cioè i livelli essenziali di assistenza, le ricadute sulle persone saranno pesantissime. Così Sandro Simeonato, che anche se comprende le ragioni che stanno portando la Regione a questa scelta, non la condivide. Evidentemente forse questa scelta di sospendere in qualche maniera pagamenti o finanziamenti crea uno scompiglio vero sugli utenti, sui servizi territoriali degli enti comunali, sulle attività delle ASL e anche sul mondo del lavoro. Nel comune di Venezia il taglio, che peserà per oltre 3 milioni di euro, farà saltare 103 assegni per la vita indipendente assegnati a persone con disabilità gravi. Per mantenere la propria autonomia in ambito domestico hanno potuto usufruire di finanziamenti su progetti chiaramente verificati e poi rendicontati. Con questi soldi vengono pagate badanti o altre figure fondamentali per la vita delle persone con disabilità. Se questi fondi non ci saranno più, inevitabilmente a farne le spese saranno i disabili e i loro familiari. Con il rischio di una istituzionalizzazione che non è certo un risparmio, ma addirittura è un notevolissimo aumento della spesa, e anche con una ricaduta pesante sull'occupazione, perché questi assistenti familiari rischiano di non avere più lavoro. Per quanto riguarda gli assegni di cura, non sono ancora stati erogati i fondi del 2012 e solo le famiglie più ricche hanno potuto far fronte alle necessità. Per Simeonato l'amministrazione lagunare avrà serie difficoltà a garantire quanto offerto fino ad ora. Il Comune di Venezia in questi anni ha avuto la possibilità di investire in questi settori in maniera significativa, ma non può più di quello che ha già fatto con sforzo straordinario. Sulla stessa linea anche la funzione pubblica della CGIL del Veneto, che in una nota chiede che il sistema sociosanitario del Veneto venga difeso e riqualificato tagliando sprechi e inefficienze. Simeonato si rivolge al governo che uscirà dalle urne il 24 febbraio. Confidiamo insomma che il nuovo governo e il nuovo Parlamento possano agire in maniera diversa, possano trovare altre modalità per far quadrare i conti dello Stato che non quello di tagliare queste spese, queste attività, che non sono spese ma sono investimenti.